Il migliore Mantova della stagione supera per 2-1 la capolista Treviso. Gol lampo di Colonetti, poi Bellodi para un rigore. A inizio ripresa il raddoppio di Franchi, nel finale il gol della bandiera dei trevigiani. Benvenuti alla seconda parte con il Mantova che ha battuto la capolista Treviso. 2-1 il punteggio dell'impresa compiuta dai biancorossi, gol lampo di Colonetti, poi Bellodi para un rigore. A inizio ripresa il raddoppio di Franchi, nel finale il gol della bandiera dei trevigiani. Nicola Antonietti. 20 punti per il Treviso capolista, 10 solamente per il Mantova. Una partita difficile quella di oggi. I tifosi chiedono al Mantova di metterci il cuore e la squadra risponde partendo subito concentrata e a sprombattuto. Dopo appena 3 minuti la prima occasione per il Mantova, respinta dalla difesa, palla a Pettarin che calcia di prima intenzione ma il pallone è scialato di poco. Il gol è rimandato di solamente 2 minuti. Colonetti dalla destra lascia partire un cross che sorprende il portiere. 1-0, Mantova in vantaggio. Secondo gol in maglia biancorossa in questa stagione per Super Mario Colonetti. Il Treviso prova subito a reagire e c'è una palla buona per Perna che calcia a lato di pochissimo. Il Treviso continua a premere, al 19esimo la palla buona arriva sui piedi di Baracchi che calcia a botta sicura ma trova solamente l'illusione del gol, palo e palla sul fondo. Il Treviso continua a premere, altra occasione e bella parata di Bellodi. Il Mantova cerca di controllare la partita ripartendo in contropiede. C'è una buona occasione per Stefano Franchi che però calcia alto sopra la traversa. Allo scadere del primo tempo fallo di Zaninelli su Ferretti e giusto rigore per il Treviso. Sul pallone Perna ma in porta c'è Super Mirko Bellodi, parata e pallone deviato in angolo. Il risultato rimane 1-0 e il secondo tempo inizia nel modo ancora migliore per il Mantova. Cross di Colonetti e Tanino Franchi di testa mette in rete, abbandonandosi poi all'esultanza sotto la curva dei tifosi biancorossi. Il Treviso prova a reagire, un minuto dopo Malacarne insacca, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco. Il Treviso si ributta in avanti ma il Mantova ha ampi spazi per il contropiede e qui Franchi impegna ancora una volta il numero 1 trevigiano. Nel finale un'altra azione del Treviso e proprio al 90esimo Ferretti trova sotto misura il gol dell'1-2. È troppo tardi per sperare di rimontare, il Mantova vince 2-1, una vittoria preziosissima.